Momenti di tensione stamane in tribunale a Treviso, avvocato perde la testa e si scaglia contro un giudice e contro i carabinieri che cercavano di fermarlo. Coronavirus, non c'è solo il fronte sanitario, l'epidemia rischia di avere conseguenze su alcuni importanti comparti dell'economia, bloccati viaggi e collegamenti d'affari, l'allarme di Confartigianato. Per la crisi della tessitura Monti di Macerata si apre lo spiraglio dell'amministrazione straordinaria, lo dice la relazione del commissario giudiziale, ora la palla passa al Ministero, domani incontro dei sindacati. Cimice asiatica, grande mobilitazione domani all'apertura di Fiera Agricola a Verona, la piazza sarà invasa dai trattori, oltre 600 solo dalla Marca. Ancora ecovandali fotografati, rintracciati e sanzionati con una multa di 400 euro, continua il giro di vita a Treviso, nel mirino una 55enne e un 68enne. Treviso dice addio al notaio Arrigo Manavello, per 23 anni presidente del Veneto Rugby, a ricordarlo Giampaolo Gobbo che racconta di quando gli chiede di fare il sindaco. Sabato ha inaugurato la sua prima esposizione personale a Treviso, l'artista è Irene Gemin, bimba prodigio di 10 anni. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Apriamo con quanto accaduto questa mattina in tribunale a Treviso, dove un avvocato ha tentato di aggredire un giudice illegale che è riuscito poi a colpire anche un carabiniere al volto, è stato immobilizzato e condotto in ospedale. Prima ha tentato di aggredire in udienza il giudice, poi ha schiaffeggiato il carabiniere intervenuto per calmarlo. Tensione in tribunale a Treviso, dove un avvocato di 49 anni di Bassano del Grappa ha dato in escandescenze. L'avvocato si è scagliato contro il giudice della prima sezione civile Alberto Barbazza, ma agenti della polizia giudiziaria e un carabiniere sono riusciti a intervenire in tempo allontanando il legale dall'aula. Fuori però il 49enne non si è tranquillizzato, anzi ha colpito un militare dell'Arma per poi essere immobilizzato a terra tra le urla. Il professionista, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato affidato a quel punto alle cure del suo M118, ma anche in ambulanza si sarebbe dimostrato violento. È un episodio grave perché si colloca in un contesto dove si amministra la giustizia e dove si pretenderebbe che tutti si comportino secondo educazione e rispetto. Mi pare dalle prime informazioni che sia da ricollegare a uno stato della persona non del tutto sano, ecco. Ricoverato in psichiatria, l'avvocato, che afferma di essere gravemente malato, è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Il presidente del tribunale Fabbro esclude che l'ira del legale sia stata causata dal rinvio dell'udienza per la quale il 49enne si era presentato a Palazzo di Giustizia. Lo escludo nel senso che è pacificamente escluso, cioè l'episodio è totalmente avulso dall'amministrazione della giustizia. L'avvocato credo fosse qua per un'udienza che mi dicono non era neanche stata fatta ancora ed improvvisamente ha cominciato a gridare, a smaniare, a dare in escandescenze senza avere un obiettivo preciso. Certamente è brutto che un episodio del genere si verifichi in un tribunale che ha sempre avuto un ottimo rapporto con il foro, ce l'ha anche con l'utenza, un ottimo rapporto, è un tribunale che sta lavorando molto bene. Oggi io credo oltre il 90% dei processi si chiudono nell'arco dei 3 anni, che permette di dare una giustizia che arriva in tempi sufficientemente accettabili. E adesso l'allerta coronavirus, non c'è solo il fronte sanitario che rimane comunque il principale, ma l'epidemia rischia di avere conseguenze su alcuni importanti comparti dell'economia veneta. Fa paura questa epidemia di cui si conosce ancora troppo poco, ma le vittime in Cina salgono e in Veneto l'unità di crisi è stata aperta, ospedali e ULSS allertate con vertici e riunioni per decidere come attivarsi in caso di pazienti sospetti. Ma l'allarme coronavirus ha aperto un altro scenario, il rischio di paralisi di alcuni comparti dell'economia veneta e trevigiana. Il turismo sarebbe il comparto, per esempio, di tutta la metalmeccanica in uscita, dei settori anche del sistema moda, perché anche noi abbiamo sul lusso abbiamo tante aziende che hanno come clienti quel sistema, e poi è evidente che non è un problema che riguarda la Cina, ma a macchia si espande anche sui paesi attorno, e quindi il problema è
molto esteso. Una brusca frenata che a lungo rischia di causare gravi danni all'economia in un territorio come il nostro, da un lato vocato al turismo, dall'altro all'esportazione. Non solo, ma tante persone che viaggiano in quelle zone per affari ora sono costrette a rimanere a casa. I collegamenti per ora sono interrotti o ridotti al lumicino. È un doppio danno per noi, è un problema di mobilità di merci, ma è un problema di mobilità di persone, oltre naturalmente a tutte quelle persone che devono andare in giro per lavoro o che sono in giro per lavoro, perché noi esportiamo macchinari, impianti per esempio, però questi hanno bisogno dell'assistenza, manutenzione e quant'altro. Sarebbe opportuno, spiega Sartor, che vengano chiarite al più presto le dinamiche di questa grave epidemia. Per ora commercianti ed imprenditori sono in allerta, nessun movimento, in attesa di capire qualcosa in più. L'economia non viene da tanti anni buoni, un paio d'anni, non è ancora così strutturalmente forte da superare un'altra crisi e auguriamoci che questi meccanismi possano essere quantomeno chiariti al più presto e l'economia riprenda. Intanto è stata creata la task force del Veneto, ve ne abbiamo parlato ieri sera, che avrà come punto di riferimento l'azienda ospedaliera di Padova. Ieri sera nel corso di 20:10 il direttore generale dell'USL 2, Francesco Benazzi, ha ribadito che la situazione è sotto controllo. Siamo tutti allertati, organizzati e problemi sul territorio alloggi non ne abbiamo, quindi ai cittadini diciamo state tranquilli, non allarmatevi, ci sarà una rete importante, quindi non bisogna assolutamente creare allarmismi che non esistono. Ora si parla di un vaccino, ci vorrebbero 2 mesi addirittura per averlo, ma il protocollo qual è? Cioè la sintomatologia, la preoccupazione, perché il rischio è poi che tutti si rechino al pronto soccorso anche per una semplice influenza che non si sa cosa possa essere. Cosa possiamo dire da questo punto di vista? Possiamo dire che poi appena arriveranno le linee guida della Regione noi poi le diffonderemo ovviamente tramite il nostro sito internet, con i contatti con i medici famiglia, per cui a giorni arriveranno tutte le indicazioni utili appunto per stare tranquilli, perché oggi non esiste nessun tipo di contagio all'interno del territorio italiano. Per cui non allarmiamo le persone, certo. E nel giro di pochi giorni poi ci saranno queste linee guida della Regione Veneto. Intanto tra la gente non c'è una vera e propria preoccupazione, ma l'attenzione rimane alta. Più che preoccupato, sono preoccupato del fatto se ci danno i dati corretti oppure un po' ammorbiditi. Penso che sia più una specie di preoccupazione non tanto fondata. Tutti si preoccupano, non c'è niente da fare, niente. E chi che ha tosse te ancora di più, mio no, nessuno, dunque comore mi non c'è nessuno. L'Italia si è abbastanza premunita, siamo tendenzialmente tranquilli, però voglio dire ognuno pensa per se stesso, diciamo così. Normale, vita normale per il momento. Penso che tutti siano preoccupati. Penso, anche se non penso che ci siano pericoli immediati per noi perlomeno. Speriamo di no, che non arrivi qua. Certo che non è simpatica una cosa del genere, insomma. Speriamo che riescano a bloccarla, non so io. Coronavirus per carità bisogna stare attenti, però non più di tanto. Sarebbe meglio che se curessero gli altri, diciamo già dai magagne che avevamo. Ho cominciato a vedere tanti cinesi in giro con la mascherina, che fino all'altro ieri non era così praticamente. Certamente che la Cina non è Gibilterra, tra virgolette, dove il popolo con 2 braccia lo raccogli, invece la Cina, vuol dire, nei casi molto di più. Speriamo che comunque ci penso. L'economia adesso, perché per la crisi della tessitura Monti di Macerata si apre lo spiraglio dell'amministrazione straordinaria, lo rende noto la stessa azienda in base alla relazione del commissario giudiziale Fabio Pettinato, depositata presso la cancelleria del Tribunale di Venezia. Secondo l'azienda, nelle conclusioni della relazione, il commissario giudiziale ha espresso la propria valutazione favorevole sull'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria dell'azienda, avendo ravvisato la sussistenza di concrete prospettive di recupero
recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. La questione passa al Ministero dello Sviluppo Economico, che fornirà il proprio parere. Domani, intanto alle 15, i sindacati incontreranno lo stesso commissario giudiziale che illustrerà anche a loro la relazione. L'allarme cimice asiatica in agricoltura ed è grande, sarà grande la mobilitazione attesa per domani all'inaugurazione di Fiera Agricola a Verona. La piazza sarà invasa dai trattori, oltre 600 quelli che arriveranno dalla sola Marca trevigiana. Trattori in piazza contro la strage nei campi. Inizierà la mattina la manifestazione di protesta degli agricoltori italiani contro l'invasione di insetti killer. L'appuntamento è per le 9:30 in occasione dell'apertura della Fiera Agricola e dalla Marca saranno oltre 600 gli imprenditori agricoli che raggiungeranno Verona per chiedere un piano straordinario e la calamità. L'emergenza ormai che vige da diversi anni in Italia della cimice è diventata un punto di non ritorno, nel senso che dobbiamo assolutamente agire e che venga autorizzata al più presto questa Vespa Samurai, che è l'unico antidoto che abbiamo oggi per sconfiggere questa piaga che sta colpendo da anni i nostri frutteti. Non solo, ma i 95 sindaci della Marca, il presidente della provincia, il prefetto di Treviso, Coldiretti ha lanciato l'allarme proponendo di deliberare e appoggiare urgentemente il proprio piano straordinario di lotta alla cimice asiatica. La diffusione ormai interessa tutto il territorio nazionale, sebbene i danni a oggi siano particolarmente rilevanti nelle aree ortofrutticole della pianura padana. In Veneto si stimano danni per 163 milioni di euro distribuiti su 7.685 produttori. Quella di Verona sarà la prima mobilitazione degli agricoltori italiani contro l'invasione di insetti alieni portata in Italia dai cambiamenti climatici e dai ritardi nella prevenzione e nei controlli dell'Unione Europea. Ci attendiamo un decisionismo, una presa di posizione, un'accelerazione di questo iter di autorizzazione che non ha, diciamo, controindicazioni a nostro avviso, perciò dobbiamo assolutamente accelerare il tutto. Ecco vandali fotografati, rintracciati e sanzionati con una multa di 400 euro. Ieri il nucleo antidegrado della Polizia Locale di Treviso è riuscito a scovare 2 cittadini trevigiani che avevano abbandonato sacchetti pieni di rifiuti domestici lungo le strade. Il primo, una signora di 55 anni, è stata immortalata dalla fototrappola in via Sant'Antonino mentre depositava sul marciapiede un sacchetto pieno di rifiuti. Grazie alle prove raccolte, la responsabile è stata individuata in poche ore dagli agenti che hanno proceduto a notificarle il verbale da 400 euro. Il secondo ecovandalo è un 68enne che aveva lasciato un sacchetto vicino alla chiesa di Monigo. Anche in questo caso la fototrappola è stata determinante. Grandi eventi, infrastrutture e parcheggi. Il rilancio del centro storico deve passare attraverso queste misure. Il vice sindaco di Treviso De Checchi delinea i punti di intervento. 3 step, 3 misure da mettere in campo a breve, medio e lungo termine per risollevare il centro storico di Treviso che, tiene a precisare il vice sindaco De Checchi, non solo qui ma anche nel resto d'Italia vive un momento difficile insieme alle sue attività commerciali di prossimità. Se da un lato un ruolo fondamentale, spiega De Checchi, in questa partita lo deve giocare il legislatore centrale alleggerendo il carico burocratico, dall'altra i comuni possono agire per far sì che i centri vivano non solo nei fine settimana. Da qui il primo step. Attraverso bandi, attraverso agevolazioni per nuove attività, attraverso interventi che possono sensibilizzare a mantenere i canoni di locazione calmierati, attraverso eventi qualitativi che possono portare un pubblico, attraverso il rilancio di alcune nostre tipicità come i mercati che possono attirare un pubblico anche durante la settimana. Il secondo passa attraverso la realizzazione di infrastrutture. Bisogna intervenire sulla mobilità più ordinaria, quindi attraverso la realizzazione di rotonde, attraverso le eliminazioni delle intersezioni semaforiche, quindi attraverso provvedimenti di viabilità e attraverso provvedimenti legati alla sosta. A partire da qui si punta, spiega il vice sindaco, ad avere una città così appetibile da far ritornare la gente, aumentandone la residenzialità. Quello della mobilità resta però un nodo centrale. Le misure da mettere in campo, sottolinea De Checchi, vanno prima analizzate. Per questo Cassugana ha istituito il PUMS per evidenziare i campi in cui intervenire e studiarne le relative soluzioni. Un primo provvedimento preso in esame è proprio quello dei parcheggi, con lo studio dell'ampliamento del parco in via Lancerida Novara. Al tempo stesso dobbiamo ridiscutere quel project financing dell'amministrazione precedente, perché dobbiamo
assolutamente tenerci liberi sulla politica della tariffa. Non possiamo permettere che un privato, legittimamente dal suo punto di vista, possa condizionare le scelte sulla tariffa per i prossimi anni della nostra amministrazione. Punta a stendere una programmazione a 10 anni per far fronte al progressivo invecchiamento della popolazione. Mauro Michelon, neopresidente dell'ISRA. Primo giorno di lavoro dopo la nomina a presidente dell'ISRA per Mauro Michelon. Lo incontriamo mentre nella sede di Piazza del Grano si confronta con il direttore Giorgio Pavan per iniziare a muovere i primi passi ai vertici di una macchina già ben oliata, dice. Le polemiche sull'avvicendamento con Luigi Caldato, bollato come una mera operazione di partito, se le è già buttate alle spalle. Le polemiche si risponde con i fatti e vediamo dopo 3-5 anni come vanno le cose. L'ISRA comunque ci sarà rispetto al sottoscritto, che è stato presidente in precedenza e anche i futuri. Da responsabile del personale della filiale di Venezia di Poste Italiane, con 800 persone da gestire, risponde così quando gli si chiede cosa porterà della sua esperienza nell'istituto che dirige le case di riposo cittadine. Io cercherò di portare quello che so per quanto riguarda la formazione, il codice etico, l'anticorruzione, la privacy, tutte queste cose che ho imparato, e anche la relazione sindacale, chiaramente. Studiare e estendere una programmazione a 10 anni, dice, le cose più importanti da fare. Sto cercando di fare un'analisi sull'invecchiamento in generale e sui bisogni che avremo tra qua a 10 anni rispetto all'anziano. L'anziano che entra in ISRA è un anziano fortunato, tra virgolette, perché trova un ambiente confortevole, una grande professionalità dei dipendenti. Dobbiamo pensare anche agli anziani che non riescono a entrare in ISRA, allora in questo caso è un modo per dare un supporto agli anziani al di fuori dell'ISRA, che è altrettanto importante. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, Treviso piange il notaio Manavello, per 23 anni presidente del Benetton Rugby. A ricordarlo un altro rugbista, Giampaolo Gobbo, che racconta di quando gli chiese di fare il sindaco. La persona e la personalità soprattutto di Arrigo Manavello è stata per la città di Treviso fondamentale. Si è spento nella notte all'età di 84 anni Arrigo Manavello, notaio trevigiano con lo storico studio sotto i portici dei Buranelli, ma anche presidente del Benetton Rugby tra il 1974 e il 1997, con cui vinse 5 scudetti. Così parlava a metà anni 80 della strategia studiata con l'allora allenatore francese. Abbiamo preferito lavorare, d'accordo con lui, sull'amalgama dei ragazzi per creare più le condizioni psicologiche e quindi più un aspetto umano, più che andare in cerca della potenza pura e della tecnica pura per avere sopravvento sugli altri. Giampaolo Gobbo lo ricorda innanzitutto come rugbista, ma svela anche di quella volta che gli chiese di fare il sindaco di Treviso. Sì, è vero, avevo chiesto proprio io, eravamo entusiasti e speravamo, perché ho detto no, come qua non è una fase politica, è una fase di partito, se fai il sindaco credo la città sarebbe contento. Lui giustamente ci ha detto, con il lavoro importante che ho e con tutto quello che ho da fare, ho detto lo farei per la città, ma ho molti impegni. Poi ad accettare fu Giancarlo Gentilini. Per la prima Liga Veneta Manavello fu un supporto fondamentale. Con Franco e con la Marilena, Franco Rocchetta e la Marilena Marin, si andava da lui, con Mauro Michelon si andava da lui e si usavano gli uffici suoi, ricordo la sala grande, per le nostre anche riunioni, e diceva Tosatti, sì vabbè stai qua pure, ma con io e gente che devo fare qualcosa bisogna che me ne dai via. Fu lui, ricorda il suo successore Almarino Zatta, a traghettare il rugby trevigiano dalla Metalcrom al Benetton, praticamente un altro mondo. È con enorme rimpianto, dice Zatta, che il mio pensiero va a un uomo di quello spessore. La società biancoverde lo ha ricordato con un post, stringendosi alla moglie Francesca e ai figli Costanza e Marco. I funerali saranno celebrati venerdì mattina alle 10:30 nella chiesa di San Nicolò. Ed ora vi raccontiamo la storia di un artista che sabato ha inaugurato la sua prima esposizione personale con 2 particolarità. I quadri sono stati venduti per sostenere l'oasi pediatrica del Caffoncello e la pittrice in questione ha appena 10 anni.
Metto i colori che mi piacciono di più, o tipo da come tipo sono ispirata, e magari colori vivaci o colori tristi, e dopo con la spatola li sfumo. Se l'arte si può raccontare, così Irene Gemin racconta la sua arte, che ha del prodigioso guardando queste opere, ma anche ascoltando chi d'arte se ne intende. Ma perché questi quadri di una bambina di 10 anni sono arte? Beh, perché l'arte astratta si basa sulla spontaneità e i bambini sono certamente gli esseri umani più spontanei del mondo. Quando l'artista si esprime con spontaneità, questa spontaneità si travasa nello spettatore che lo reinterpreta a modo suo e diventa praticamente coautore di questo quadro. E c'è da rimanere stupita ammirando questi quadri, visto che l'autrice ha appena 10 anni. Un'arte da sabato esposta nella prima personale di Irene, che molti indicano già come una bambina prodigio. Io amo moltissimo l'arte moderna e quindi l'astrattismo, e vedere l'interpretazione dell'anima così pura e così, come diceva il maestro prima, più decisa della nostra, di una bambina è fantastico. Ricordati che Treviso è una città magica, portala sempre nel cuore, perché tutti quelli che ci hanno preceduto meritano di essere ricordati. Stupiti sia per tecnica che per accostamento di colori, subito notati da chi d'arte se ne intende. Io l'ho scoperta per puro caso nelle gallerie di un centro commerciale dove era ospite per l'esposizione. Io l'ho vista, mi sono innamorato dei suoi quadri. Tante le personalità presenti all'esposizione, dal sindaco Mario Conte, che ha già aperto le porte di Kasugana, la prossima personale di Irene, all'assessore Federico Caner, che nell'arte vede l'occasione per intensificare il turismo culturale. Un grazie a tutti quei giovani come Irene che decidono di portare le proprie emozioni a conoscenza di tutto, perché il Veneto vive anche di arte. Ma Irene è speciale anche nella solidarietà, infatti il ricavato della vendita dei quadri andrà tutta al Cafoncello. Per lei è una scelta semplice e decisa, come i suoi tratti sulle tele. Perché è bello aiutare delle persone che sono in difficoltà. Dalla Marca trevigiana adesso ci spostiamo nel bellunese con le notizie. E a Belluno oggi la prima uscita nazionale dei Big per le Olimpiadi invernali del 2026, inaugurata la sede di Luis Business School e delineati gli scenari del futuro. Il racconto di questa importante giornata con Tiziana Bolognani. Una giornata olimpica per Belluno, capoluogo delle Dolomiti, UNESCO Patrimonio dell'Umanità, futura sede dei Mondiali di sci 2021 e naturalmente delle Olimpiadi 2026, il primo grande evento nazionale proprio qui, organizzato da Confindustria Belluno Dolomiti, che in occasione della sua assemblea generale ha riunito i numeri uno della imprenditoria, dello sport e della politica nazionale. In mattinata l'inaugurazione del Lab della Luis Business School, un polo, un centro di alta formazione a servizio del territorio e quindi delle imprese e dei giovani. Vi facciamo vedere i contributi del presidente della Luis Business School Luigi Abete, del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e del presidente del CONI Giovanni Malagò. Avere sul proprio territorio una capacità di formazione qualificata, riconosciuta a livello internazionale come è la Luis Business School, è un valore aggiunto per tutti. Va nella direzione di pensare al futuro con positività. Abbiamo i mondiali di sci, abbiamo le Olimpiadi, saranno miliardi di euro di giro d'affari, ma saranno anche collegamenti intervallivi. È la Business School della Luis e molto altro ancora. Insomma, Belluno esce da questo medioevo e guarda il Rinascimento. La politica è stata indispensabile, è stata fondamentale di supporto, però diciamo, la parte legata poi all'aggiudicazione insomma, è stata fatta da chi sa di che cosa parliamo. Questo forse potrebbe anche essere diciamo, un qualche cosa che può aiutare a ragionare in futuro, visto anche i discorsi che sono fatti oggi sul distretto, sull'università. E come dicevo poc'anzi, il clou in Teatro Comunale per l'Assemblea Generale di Confindustria, incentrata sul tema dei giochi di squadra, cui faceva riferimento proprio il Presidente Malagò. A fare gli onori di casa la Presidente Lorraine Bertona, che è stata molto severa nel suo intervento a richiamare la necessità di tutti
nel fare squadra, soprattutto per riuscire a sopperire alla mancanza di infrastrutture. Insomma, senza infrastrutture non ci potranno essere le Olimpiadi 2026, ma non ci potrà neppure essere un futuro dopo, evidentemente una condizione condivisa anche del Presidente nazionale di Confindustria Boccia. L'idea della coesione, di ridurre i divari tra territori, di collegarli attraverso le infrastrutture che sono e dovrebbero essere una delle grandi priorità della politica, ma anche attraverso la cultura. Sappiamo benissimo che senza queste infrastrutture il territorio non potrà farcela, a prescindere dalle Olimpiadi. È un motivo in più per portare tutte le infrastrutture nei prossimi anni, ma dobbiamo guardare oltre, dopo le Olimpiadi. Questo è quello che si gioca su questo territorio nei prossimi anni. Non può più essere un parco giochi o una riserva indiana, lo diciamo, lo ripetiamo, anche perché abbiamo spazi immensi su cui costruire e creare il nostro futuro, il turismo, le imprese. Abbiamo tantissimo per poter crescere, per poter trattenere i nostri giovani. Da Belluno perciò è partita questa sfida per il territorio, per la sua crescita, per le imprese, con resilienza, continuando ad elaborare in modo creativo come le piccole, medie e le grandi industrie bellunesi insegnano a fare. Il vice sindaco di Treviso, nonché assessore alle attività al commercio e alle attività produttive, Andrea De Checchi, sarà l'ospite di questa sera di 20 e 10. Con le notizie da Treviso ci fermiamo qui, vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Benvenuti al meteo. Pressione in aumento, torna ad essere dunque stabile il tempo sul nostro territorio. Giorni della merla con clima tutto sommato mite. Il dettaglio di mercoledì 29 gennaio. Sul Veneto ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso, con probabili foschie o locali nebbie in pianura nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime fino a 14 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà soleggiato infatti con cielo poco nuvoloso. Saranno possibili solamente locali addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime fino a 5 gradi, massime tra 11 e 12 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, sole prevalente su tutti i settori con al massimo poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno a -1 grado, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.